Bene raga, ciao a tutti dal Cubendone veneziano, siamo su Flight Simulator, Parigi, Charles de Gaulle, tappa di oggi Parigi e Londra, tappa veloce di 150 miglia. E niente ragazzi, stiamo caricando i bagagli, tutto quanto. Sarà un volo spero tranquillo. E niente ragazzi, abbiamo l'80% dei bagagli caricati, tutto procede per il meglio. E niente, ci vediamo per il pushback. Ok ragazzi, prepariamo col pushback. Vediamo la tappa, sono 165 miglia, scusate, non 155. Ok. Inizia lo spettacolo, ragazzi. Lock in gear. Oggi ho fatto vedere meno l'imbarco di passeggeri e tutto perché su questi aerei qua che non sono quelli di default sono un po' buggate certe operazioni, quindi ho preferito evitare. Eccolo qua. Questo lo sapete, il piccolo Evan Guy perché è il piccolo Paul. Ok, release parking brakes. Ok. I motori sono pronti. Possiamo andare. Traffico ce n'è, anche parecchio, anche troppo forse. E ok, comincia il pushback quindiano. Ok ragazzi, siamo pronti a partire da Parigi. Speriamo di fare un buon volo come Singapore, ma è Kuala Lumpur. E di portare a casa il risultato, cioè il touchdown. Prendiamoci come sempre tutta la pista possibile. Dovremmo esserci. Ok. Ricordiamo di riconfigurare il tasto del carrello. Ok. Ok. Però non, perché non mi esce? Aspetta. Poi. Grazie. Tre venti. Confermiamo prima. Ok. 350. Buono. Stiamo salendo per 6-0.
Sali, mantieni 180. Andiamo a 180. Ok. Ottimo, traffico ne abbiamo, sì, anche abbastanza. Buono raga, siamo in salita per 250, quota di crociera, 130.000 l'arrivo a Londra. Dai che forse oggi becchiamo la giornata ideale per volare, speriamo. Prossima tappa posso già anticipare, la guardiamo in diretta perché con il programmino guardo le tappe reali. L'unica cosa certa è che la partenza sarà da Capodichino, cioè Naples o Naples. Quindi torniamo in Italia perché ho bisogno di fare le tappe italiane. Allora vediamo una bella tappa da Napoli. Allora, ok, così anticipiamo già. Allora, Tolosa, Verona. Vediamo, ci sto ragionando, ragazzi, ce ne sono parecchie di carine, tante in Italia, fuori dall'Italia. Brescia. Non è semplice raga. Vienna sono appena stato. Io direi che potremo, visto che l'abbiamo visto solo una volta, tornare a Genova con l'aeroporto ufficiale, cioè con le Genoa X. Dai, Napoli-Genoa la prossima, non penso di averla fatta, quindi ci vediamo lo scenario mozzafiato di Napoli. Anche Napoli ce l'ho, speriamo che non laghi troppo, dai. E ok raga, quindi abbiamo già la prossima tappa Napoli-Genova. Vediamo un po' fuori com'è l'ambiente. Non male. British Airways. Ragazzi, dietro pronto, ho appena guardato la playlist, Genoa-Napoli già fatta, allora facciamo Genoa-Madrid, quindi da Cristoforo Colombo di Genova alla Baracas di Madrid. Quindi questo non l'ho fatto, guardato, quindi non ripetiamo le tappe, grazie Pume. Allora Genova, Madrid. Intanto pensiamo a questa, siamo quota crociera 250. E ci stiamo avvicinando alla United Kingdom. Appena detto di scendere e mantenere 12.000, 1-2-0, quindi siamo già in fase di discesa, chiaramente tappa molto rapida. Siamo a 72 miglia da Londra.
traffico non è eccessivo, però perché ho dovuto abbassare, c'era veramente cioè in attesa di Fly 2020, che sarà Fly 2021, è meglio far così, tanto poi la grafica e quello che sarà Fly 2021 sarà uno spettacolo devastante. Speriamo non sia solo per i pro, ma che sia la possibilità anche di guidare gli aerei in maniera più tranquilla e godersi il paesaggio e tutto quello che sta attorno. Ok raga, c'è dato l'avvicinamento 8R, quindi vediamo, frequenza 110-90, nav 1, quindi qua siamo a posto, e la prua 81, ok. Very good. In discesa per 120. Ok ragazzi, ci siamo, è il localizzatore, mantieni 3000, e siamo pronti. Ad arrivare a Londra, speriamo bene. Ok, adesso speriamo di avere l'allineamento e la discesa. Mancano 16 miglia. L'aeroporto ancora non si vede. Deve essere di qua. Ok, siamo in attesa di capire. Ok, è andata via la prua, quindi questo è un buon segno. Sarebbe iniziare l'allineamento alla pista 8R di London Gatwick. O Gatwick, come sempre a voi la scelta. Ho preferito l'aeroporto più piccolo perché per non rischiare, diciamo, cali di frame. Ok, inizia ad allinearsi alla pista 8R di Londra Gatwick o Gatwick. Eccolo qua, l'aeroporto è qua, quindi ce l'abbiamo. Ok. Miglia ormai ci siamo. Adesso manca solo il sentiero di discesa, che è sempre la parte più bastarda. Sono circa le 16 ore. No,
Sono le 3, ora locale, non c'è l'orario, mi ricordo più come si vede l'orario, deve essere circa le 3, ora locale. Ok, sentiero di discesa, ok, siamo tornati veramente alla grande. Direi per sicurezza prepariamo già tutto, un po' prima. Ok. Stiamo arrivando. Velocità giusta, tutto giusto per il momento, quindi stiamo calmi, stiamo buoni. Siamo in bolla. Ok. Dai raga, che ci siamo. Ok. Sembra che stiamo andando veramente bene, eh? La cosa mi soddisfa. Pip 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 pip. Dai che siamo pronti all'ennesimo touchdown da grande, da pro. Minimum 200. Ah, qualcuno sta rollando, comunque, qualcuno rolla e rulla. 100. 50. 30, 20, return. Ok. Un piccolo lag, madonna, che sfiga, proprio nel momento dell'atterraggio, solita sfiga. Ok. Ok baby, grandissimo. Ok. Prima uscita. C'è trafficus, c'è trafficus. Ok, siamo arrivati. Ok.
speriamo di avere, diciamo, speriamo ci siano bug perché gate. Ok ragazzi, eccoci qua, scarico dei bagagli dei passeggeri, guardateli che belli, che se ne stanno andando. Volo perfetto, tutto alla grande, veramente, 2 voli veramente da cubo indiano pazzo. E niente, la prossima tappa abbiamo detto Genova, Madrid, andremo con la Volotea. Raga, un saluto dal Cumendone veneziano, alla prossima tappa, un saluto e buona Pasquetta, ciao!